Acqua passata non conta più. Ma forse... No, cioè, io li cito perché comunque li ho invitati e non sono voluti venire perché hanno detto il problema ormai è risolto, quindi per noi non c'è. Ha fatto benissimo. Devo dire una cosa, innanzitutto che forse non sono a conoscenza del fatto che il TAR ha sì cassato la possibilità da parte dei cittadini di esprimersi con il referendum, ma che c'è comunque un ricorso in Consiglio di Stato che dovrebbe decidere i primi di aprile. Il fatto che non siano intervenuti dalla misura dell'opinione che ho di chi sostiene il fronte del no, cioè assolutamente un fronte che è vuoto, che non ha un'idea delle città e di come deve essere organizzato il Comune di Venezia. Perché indipendentemente dalla celebrazione o meno del referendum, comunque si deve avere un'idea delle due città completamente diverse, come ha detto lei, ma soprattutto per i problemi che hanno. Se noi avessimo un comune che amministra le due città e queste due città sono entrambe ricche, non ci sono problemi per Venezia, lo spopolamento, d'altro canto i flussi turistici e tutta una serie di altri problemi che Venezia ha e sono tanti, Mestre al contrario ha il problema che è una città considerata sempre una periferia, che non viene amministrata ed è abbandonata a se stessa, basta andare in certe zone, zona stazione, interi quartieri o comunque zone centrali abbandonate in cui ci sono dei cantieri ancora aperti o cantieri che dovrebbero partire ma che non partono, dei marciapiedi in centro che dovrebbero essere sistemati perché qualsiasi persona può farsi del male, e questo è pieno centro vicino a Piazza Ferreto. Ma questi sono una serie di problemi che coinvolgono tutta la terraferma, che attenzione ha 180.000 abitanti, che va da San Giuliano, quindi dalla laguna, e va nell'entroterra con tutta una serie di quartieri, frazioni, chiamiamoli come vogliamo, che una volta erano comuni autonomi. Allora, tutto questo, dal 1926, quando i due comuni sono stati uniti, non sono mai stati risolti, anzi sono peggiorati, e non c'è mai stata una progettualità per Mestre. Nemmeno per Venezia, perché se i risultati sono che da 150.000 abitanti, se non ricordo male, siamo passati a 52.000 e continuano a diminuire 1.000 unità all'anno, è evidente che non c'è un'idea né della città di Venezia né di quello che si vuole fare per la città di Mestre. Ma questo è devastante. Ci vuole, e mi ricollego al concetto di autonomia, ci vuole qualcuno che amministri la realtà Venezia e la realtà Mestre, che sono, ripeto, due città completamente diverse. Ci vuole un sindaco dedicato a Mestre e un sindaco dedicato a Venezia. Ci vuole una giunta comunale con degli assessori dedicata a Mestre e dedicata a Venezia. Ripeto, non saremmo qui a discutere di autonomia se noi avessimo due città amministrate senza problemi, perché sarebbe inutile. Invece ci troviamo a scontrarci con il fronte del no che dice ma l'autonomia è contraria alla realtà attuale, che tutti cercano i comuni di unirsi. Poi andiamo a vedere che i comuni che si uniscono sono 1.000, 2.500 abitanti. Ma di cosa stiamo parlando? Parliamo di una realtà di 180.000 abitanti, Mestre, che è la terza città del Veneto, e all'interno della città metropolitana pesa per il 21% della popolazione e conta meno di Concordia, Sagittario, di Annone Veneto o Teglio Veneto. È assurdo, i cittadini non hanno voce. E il sindaco di Venezia, per contro, ha fatto in modo di non celebrare il referendum, che è comunque una forma democratica delle persone di esprimersi, che possono esprimersi per il sì o per il no. L'ha bloccato. Di cosa aveva paura? Di perdere il potere? Mi spiace, ma questo non è rispettare i cittadini, indipendentemente da come potevano votare per il sì o per il no. E i patti scritti. I patti scritti, ecco, prego la regia visto che comunque Gianangelo Bellati ci ha fornito la copia del famoso patto, chiedo alla regia se magari lo mandiamo in onda, il famoso patto, eccolo qua.